Preghiera, contemplazione e incontro, 3 parole per altrettante indicazioni di vita, un cammino in 3 tappe che il Vescovo ha offerto per vivere al meglio la Quaresima di quest'anno. Gesù, ricorda Monsignor Tanasini, si ritira a pregare sul monte. La preghiera è comunione con Dio, un gesto fondamentale da vivere in queste settimane in modo rinnovato e approfondito. La scrittura dice poi che il volto di Cristo divenne altro. Per il Vescovo è l'invito a contemplare il volto di Gesù che è diverso da tutti gli altri, risplende di gloria, di una luce che avvolge gli uomini e che arriva dal battesimo e dall'azione dello Spirito Santo. Quanto per noi è importante fare rifulgere questa gloria nella quotidianità della nostra vita. Quanto noi siamo consapevoli quotidianamente di questa condizione unica. Poi il richiamo alla decisione. Gesù sceglie di andare a Gerusalemme, che pure sarà il luogo della sua passione. Per Monsignor Tanasini è un richiamo a decidere della propria vita, ad avere ideali e a perseguirli e a tagliare i fili con tutto ciò che è compromesso. Tante volte vediamo che il nostro tempo è un tempo della precarietà, dell'indecisione. Oggi c'è la paura del per sempre, c'è la paura di un impegno stabile. Pensiamo spesso di rimanere in bilico e che questo sia la nostra libertà. Invece pensiamoci, nella nostra vita il compimento sta in una decisione. Decidere finalmente della nostra vita. Dunque l'incontro. Nel Vangelo di Luca i discepoli aprono gli occhi e vedono il mistero di Dio. Abbiamo il desiderio dell'incontro eterno con il Padre, ha chiesto il Vescovo. Oggi è rara la meditazione e la riflessione su ciò che è eterno. Oggi è raro pensare alla fine e pensare alla fine come un incontro, come una beatitudine. Perché questa è la proposta che ci viene fatta. Questa è la promessa che abbiamo ricevuto.